Una riforma rivoluzionaria. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha definito il riordino della sanità approvato mercoledì notte e dettato, sostiene, dalla necessità di restare al passo con i tempi. Quando c'erano 21 ULSS c'era un motivo per avere 21 ULSS, non c'era internet, non c'erano i fax, non c'erano i telefonini, gli smartphone, non si faceva telemedicina, non c'era tutto quello che c'è oggi. Oggi invece possiamo adeguare l'organizzazione a un mondo che è cambiato, che ci permette di entrare in un telefonino e prenotarsi una visita o sapere quante persone sono in sala d'aspetto di un pronto soccorso. Questo accade già in Veneto. Si riducono le ULSS ma non gli ospedali, ribadisce ancora Zaia, che risponde così a chi preannuncia l'ormai prossima chiusura di strutture sanitarie. Queste sono leggende metropolitane e fantasie, abbiamo 68 ospedali e restano quelli, non ci sono licenziamenti ma c'è solo un efficientamento, è una macchina che se efficientata può correre ancora di più ma dare soprattutto risultati al cittadino. Al cittadino interessano due cose, non avere attese lunghe ed essere curato bene e noi rispondiamo su questi due fronti. Completamente opposta all'opinione che della riforma ha invece da sempre il Movimento 5 Stelle. È una riforma che è servita solo alla politica e invece non si è mai, e sottolineo, mai parlato in tutta la riforma dei veri bisogni dei cittadini. Per questo noi abbiamo cercato di mettere al centro cittadino i veri bisogni, io penso alle liste d'attesa, penso a quelli che sono le necessità di migliorare sempre di più ed efficientare questa sanità. Purtroppo questo invece non è stato fatto e solamente si è pensato ai bacini elettorali, come purtroppo abbiamo visto in Consiglio. Tra gli obiettivi alla base della riforma sanitaria è la riduzione dei costi in un bilancio che si mantiene comunque positivo. Il dato delle nostre aziende ospedaliere, le entrate e le uscite con la cura di 80 milioni di prestazioni erogate e 2 milioni di accesso al pronto soccorso ci dice che anche quest'anno abbiamo chiuso in attivo con 12 milioni di euro. E proprio sui costi della sanità promettono di mantenere alta la guardia le opposizioni. Abbiamo chiesto addirittura che venga ampliato e venga creato un nuovo servizio di controllo all'interno della sanità per controllare ogni singolo euro delle nostre tasse, come viene speso, dove viene speso e se viene speso al meglio per dare il miglior servizio in assoluto a tutti i cittadini veneti.